raga, Confedere, bentornati qui oggi sul mio canale. E oggi, signori, siamo finalmente tornati con un nuovissimo video. E finalmente, dopo un fottio di tempo che me le state chiedendo tantissimo, le ho abbandonate un po', ma adesso ricominciamo perché me le state chiedendo. Volete solo quelle vi porto. E siamo tornati appunto con le parodie. Avrete letto dal titolo, siamo qui tornati con la nostra amatissima Carmen Zarra. Ha fatto una nuova canzone, mi pare che è uscita sabato, no, sabato, ieri era sabato, forse venerdì, non mi ricordo quando è uscita. Prima di cominciare, ragazzi, volevo soltanto chiedervi un supporto, perché in questo periodo il canale e io principalmente sto un po' triste per come sta andando il canale. Infatti vi dico la verità, ho pensato di chiuderlo. Ieri ho veramente pensato di chiudere il canale, quindi vorrei chiedervi un supporto. Fatemi vedere se almeno le parodie continuano ad andare bene sul canale. Proviamo a raggiungere i 300 mi piace. È una parodia, sono tanti mi piace, ma per favore proviamoci. Stiamo andando male, raga. Io sono triste per questa cosa, perché al canale ci tengo tantissimo e non mi va di vedere il canale con cui ci ho lavorato con tanto impegno, tanta voglia e tanta passione, e che piano piano sta morendo. Io continuerò a portare le parodie, continuerò a portare quello che vi piace, però raga, fatemi vedere che ci siete ancora, non mi abbandonate adesso, per favore. Quindi se ci riusciamo 300 mi piace per questo video, condividetelo, fate quello che volete, ma fatemi vedere che ci siete. Detto questo, come al solito devo salutare le ultime 3 persone che mi hanno lasciato una notifica su Instagram, ovvero Fabio Cuomo Official, Silence Please e XYZEng7. Non so chi sia, però grazie a tutti raga, sia per avermi seguito e per avermi messo like alla foto. E se volete essere salutati anche voi in un video, seguitemi su Instagram, mi uscirà qua sotto. E adesso raga, ciancio alle bande, non siamo qui per fare le mesh agli orsi bruni. Cominciamo con questa parodia e vamonos! Ah, giusto, perché mi sta avvenendo un po' di fame. Quindi se mi allunghi gentilmente una fetta di pane, un po' di prosciutto, mortadella, salame, mi fai contento perché c'ho un leggerissimo languorino e tengo fame. Dove stai andando? Sta andando a comprare il prosciutto a me, fatti i fatti tua, per favore. Sto scendo. Dove vai? Tagirit che stai a accatto prosciutto a me, fatti i fatti tu, è sempre miez. Magna, ma mi deve andare a fare il panino a me, mangia tu, state tranquillo. Per rivedere quello? È una storia tua, se non si esce. Oh, tengo fame, non si esce. C'ho fame, gli ho chiesto un panino e sta andando gentilmente a comprarmi un panino. Che è che non si esce, mo? Come te viene? Ti prego, fammi scendere. Ho detto di te, ma non si esce. Amma sbatte tutte e due. Amma avere chi ha da sbatte più forte. Minchia, però tu tieni più muscoli. Meglio che non sbattimmo, se no mi batti. Fa niente, Carmen, non uscire più che c'ho paura. C'ha le tende come le mie, solo che le sue sono arancioni. Almeno credo, sembrano uguali. Secondo me sì, sono uguali. Vedete? Ma faccio il video così, nella tenda. Sono tentato di fare il video nella tenda. Lo so che si dice tentato, no tendato. Però era per fare battute. Non mi dite che si mette a piangere anche in questo video, perché lo chiudo subito. Vi avviso. Tutta colpa del mio papà, non volevo mai accettare. È mica un boscaiolo che lo accetta. Se facevi boscaiolo lo poteva accettare, ma così non lo so, non so che lavoro fa il signore, oltre a impedirti di andarmi a comprare il panino, io non lo so. Ti amo. Lo so Carmen, ti amo anch'io. Lo giuro che ti amo. Ti sto credendo, non lo metto in dubbio, non me la prendo se non sei andato a farmi il panino, ti sto credendo lo stesso. Anche se stanotte sola, tutto il mondo è contro me. Vabbè, tutto il mondo è un'esagerazione, non penso che 7 miliardi e passa di persone ce l'hanno con te. Cioè, fosse un bordello, se no. Tutto il mondo no, magari solo tuo padre, dai, non fare esagerata adesso. Non avevo paura. E chiedemi su un mandello dell'invisibilità di Harry Potter gol. Che divertente, è un numero civico, guarda, oddio. Meno male che ti addormi e ti svegli domani, perché se non ti svegliavi era un problema, meno male. Tutto il mondo è contro me. Se mi chiamassero pensassero ora.
Aroppono un bel panino, una sigarettella, non ci sta. Al bacio proprio. Ti pigliava male, ti portava lontana. Sfidassi stelle per te sta vicino. Wow, già finita, danno tiro. La record mondiale. Tutte e due abbracciate, strette come ieri. Nata. No, aspetta, già capisco la situazione perché mi sto confondendo e mi sto preoccupando. Come fanno tutte innamorate, ma sono bene. Basta! Quante ne ha fumate in 10 secondi? 3! Compa! Ma questo le ingoia perché non le fuma, le ingoia, è impossibile. Tu mi manco bene, non avevo paura. È allibita, è evidentemente allibita. Anche lei non sa cosa sta succedendo. Potevi spiegare su un rinde fuori, ma ruba sta luna, poteva portare in mano. Ci stanno 100 nomi, ma per me tu resti eterna. Cosa sta succedendo? È la quarta sigaretta. In 30 secondi. No, vabbè, io mi fermo e guardo. Mo mi fermo e guardo, sono troppo curioso. Stanotte io mi perdo in un letto. È difficile perdersi in un letto. Fidati che è difficile perdersi in un letto. Non so come fai. Poi me lo insegni e me lo spieghi soprattutto. Completiamo il quadro e Strano che ne ha lasciato a cussettando in due pacchetti. Perché da 5 minuti avrebbe dovuto finirlo quel pacchetto là, se continuava come stava andando prima. Ho capito, vuole battere il record e le vuole fumare tutte in una botta. Dai Carmen, voglio vedere. Dios mío, Luis, yo debe probar con el nachos muy sabroso. Buongiorno principessa. Carmen, Sì, mo è colpi di Carmen. Tu fumi come un turco e ti scuorde. Carmen, Dimmi. andiamo a comprare le sigarette. Geniale, mostruoso, ho capito. In pratica lei ha tolto le sigarette a lui, così lui mandava a comprare le sigarette per poter vedere il suo ragazzo, capito? Nel senso, mo chi scam manna a cattare le sigarette, così io poi guardo, ci faccio quello che devo fare e torno a casa. Però il dubbio amletico, no? Il dubbio amletico è il fatto che lui, come cazzo ha fatto a dimenticarsi che teneva ancora 15 sigarette là dentro? Vai piano che cadi. Pure un cane t'ha detto. Quello là significa vai piano che cadi. Ma tu abita o 10° piano in sto palazzo? Pigliava l'ascensore, facevi prima. Quindi ragazzi io spero vivamente, ma proprio vivamente che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate almeno 300 mi piace per farmi capire ancora che siete qui con me, che ci siete, che non mi avete abbandonato. Perché raga in questo periodo sono tristissimo per come sta andando il canale. Aiutatemi voi per favore, so che potete farcela. Come al solito se il video vi è piaciuto io vi invito a lasciare un like, a commentare, a condividere e soprattutto a iscrivervi al canale. Da Federe è tutto, vi do un bacione, un salutone, stay fighters and never back down.